Quella di oggi la potremmo definire una doppia iniziativa, perché si dà non solo un nuovo volto all'UNUCI, un volto dolce, armonioso e femminile, ma poi si parla di problematiche che riguardano gli ufficiali. Abbiamo costituito il gruppo Donne UNUCI, era un'iniziativa che avevo il desiderio di realizzarla da diversi anni, finalmente grazie alla collaborazione del sottotenente Rita Carbone questa iniziativa è andata in porto e già è un colpo d'occhio vedere le donne tutte schierate qua con il foulard del distintivo. E poi sicuramente il convegno sullo shock post-traumatico da combattimento è certamente un argomento molto attuale, in quanto anche oggi purtroppo sappiamo che le guerre ci sono le armi e quindi non solo i militari che hanno partecipato alle ultime guerre, tanto per citarne alcune, i Balcani, il Kosovo, l'Iraq, ma anche i nostri tutori dell'ordine che spesse volte si trovano ad affrontare appunto degli scontri a fuoco, potrebbero incorrere in questo shock che però grazie alla medicina moderna e alle nuove terapie di psicoterapia sicuramente potranno essere curate meglio che non come è successo appunto nei tempi della Grande Guerra. Un bilancio di Pasqua Solidale, questa iniziativa a favore dei volontari di strada? Abbiamo raccolto tantissimo materiale per i volontari di strada, adesso non ricordo bene i numeri, ma ci sono 2 carrelli pienissimi di merendine, pannolini e latte. Sono le cose che ci avevano richiesto e credo che abbiamo veramente fatto un ottimo dono pasquale. Una novità assoluta per la Sicilia, l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo in genere è vista come una figura tutta al maschile, ad Agrigento invece parte questa nuova avventura fatta di donne. Effettivamente in Sicilia è il primo gruppo di donne UNUCI che si costituisce al fine di poter dare il nostro piccolo contributo per tutte le situazioni che comunque sul nostro territorio sono abbastanza tangibili di difficoltà tra le varie famiglie, anche se comunque pensiamo di poter realizzare svariati progetti. Intanto oggi siamo riusciti ad ottenere un eccellente risultato a favore dei volontari di strada con il nostro primo progetto Pasqua Solidale. Una curiosità adesso, perché la vogliamo immaginare in divisa. Lei che cosa faceva prima? Io ho un percorso nella Croce Rossa come Croce Rossina, quindi comunque le uniformi sono sempre belle perché identificano e fanno appartenere a un corpo o a un'associazione. Tu donna sei dispensatrice di amore, sei nettare nel cui calice l'uomo succhia il senso delle cose, il sapore della vita, l'energia dell'essere. Tu donna, irradiatrice di luce, brilli meravigliosa stella e alimenti le speranze degli uomini barricati sulla terra. Mi piace sottolineare che l'UNUCI da sempre esercita un'attività di carattere culturale per raggiungere non soltanto i soci ma anche la società civile, diciamo. Questa volta abbiamo deciso di affrontare questo tema dello shock post-traumatico perché durante tutte le guerre questi problemi di carattere sanitario si sono sempre verificati. Nella guerra tante volte si sanno soltanto gli atti di eroismo, ma non si sa che alle spalle di questi atti di eroismo ci sono tanti soldati che sono caduti nelle trincee e non bisogna dimenticare che la prima guerra mondiale ha registrato soltanto in Italia 600.000 morti. Tra l'altro dobbiamo anche sottolineare che mentre le potenze che furono sconfitte, cioè dire Austria e Germania, ebbero 3.500.000 morti, le potenze che vinsero la guerra, cioè dire Italia, Francia, Inghilterra, Stati Uniti eccetera, ebbero 5.100.000 morti. È una tematica molto importante, ma devo dire anche misconosciuta pubblicamente, perché
gli scemi di guerra erano quelle persone, sono state 46.000 della prima guerra mondiale, che la letteratura non ha mai ricordate, in quanto venivano considerati come dei folli che non avevano acquisito la patologia per causa della guerra, ma secondo la teoria freudiana erano ammalati perché avevano avuto dei retaggi, come dire, culturali o anche delle tare dal punto di vista familiare. È come dire, dare dignità a queste persone che sono morte, magari non hanno dato il sangue per la patria, ma hanno dato il loro senno. Un nuovo volto alla sezione ONUCI che dà un nuovo impulso, quindi una figura femminile che si dedica ai bisogni dei territori, una figura materna che pensa ai bambini e ai più bisognosi. Così nasce la raccolta Pasqua Solidale a favore dei volontari di strada. Sì, intanto io dico grazie all'associazione per aver scelto proprio la nostra associazione per fare le donazioni. È qualcosa di meraviglioso che è arrivato proprio in un momento di crisi dove anche ricevere gli alimenti di base da parte del Banco delle Opere di Carità è diventato difficile a causa del rinnovo di convenzione. Quindi questo mese eravamo proprio sprovvisti di generi di prima necessità e proprio in concomitanza con la Pasqua sappiamo che è un periodo dove si cerca di dare qualcosa in più alle famiglie, quindi noi siamo molto grati veramente, ci conosciamo da poco, ci siamo incontrati, parlati, abbiamo tante cose in comune e spero di continuare questa collaborazione.